Buona giornata e come di consuetudine ben trovati sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, ogni giorno con voi per la rassegna stampa quotidiana, giornaliera, anche quest'oggi giovedì 25 aprile, scusatemi, l'aprile chissà da dove è saltato fuori, 25 luglio 2019. Bene, allora dopo aver sbagliato di alcuni mesi andiamo invece a raccontarvi per dritto le principali notizie, Gazzettino, Tribuna, poi le cronache provinciali sempre di Gazzettino e di Tribuna di Treviso e poi concludiamo con la Gazzetta dello Sport ancora non inquadrata in questo momento, ma lo vedremo poi. La TAV fa deragliare i 5 Stelle, guardate il titolo di apertura del Gazzettino di stamane, rivolta nel movimento dopo il sì di Conte alla Torino-Lione, i senatori escono mentre addirittura lui parla, minacce per la manifestazione in Val di Susa, Casaleggio avverte non si governa ad ogni costo. E allora oggi siamo partiti con il titolo che apre la pagina, mentre i riquadri classici sul Gazzettino per le pagine interne, a Treviso, allarme bomba in città, il centro isolato per un'ora, se ne parla alle pagine 2 e 3 del fascicolo provinciale, ancora da Treviso sulle mura la disco music italiana degli anni 80, indimenticata ed indimenticabile, a pagina 21, mentre a pagina 24 il Tour de France, scatto italiano prima delle Alpi, Trentin vince per distacco. Questi i 3 riquadri e i richiami alle pagine interne. Per ritornare sulla TAV e per ritornare sull'argomento che fa discutere e farà discutere ancora per molto quello che sta succedendo al governo, il fronte veneto, in questo riquadro evidenziato, per il professor Marco Ponti, presidente della commissione costi-benefici, e stiamo parlando della TAV, nominata dal ministro Danilo Toninelli, l'alta velocità tra Brescia e Padova non si farà, costa troppo. La partita del Premier e il gioco delle parti è l'editoriale questa mattina di Alessandro Campi in prima e 27esima pagina del Gazzettino. Alleggeriamo questa apertura del Gazzettino e la alleggeriamo con Federica Pellegrini, la divina, non ci sono più aggettivi per lei, insomma trionfo della campionessa veneta per la Pellegrini, quarto oro mondiale e pensate a 31 anni, la medaglia stavolta la chiama amore e piange di gioia ai microfoni della RAI. È il suo ultimo mondiale e arriva l'8ª meraviglia, la quarta d'oro in quel 200 stile libero a 31 anni. Dopo il terzo oro a Budapest aveva detto basta e invece la divina ha colpito ancora. Non dimentichiamo Paltrinieri che ha vinto i 1500. Complimenti anche a lui. Savoini era a Mosca al seguito di Salvini, continuiamo adesso con le notizie meno lievi, meno allegre, no? Savoini era a Mosca al seguito di Salvini, vi dicevo, il capo di governo al Senato aggiunge serve più trasparenza e poi vuole tensione con il vice premier. Per l'autonomia parla Zaia, contro Zaia dal sud arrivano degli insulti razzisti, evitate il prosecco, addirittura i governatori Zaia e Fontana sono stati bersaglio di offese sui social gestiti da avversari dell'autonomia, una foto di ciascuno e via con le ingiurie razziali su caratteristiche fisiche e culturali e continuiamo naturalmente a dare spazio sui social a tutti, cani e porci, scusatemi per quelli che possono scrivere, qualsiasi cosa su questi benedetti social. A Padova la fabbrica delle false ricerche si sarebbero affidati alla Eidon Lab di Padova, società specializzata in ricerca ed innovazione tecnologica, per predisporre nuovi progetti per le aziende ed usufruire così degli aiuti di Stato fino al 90% dell'investimento effettuato. In realtà, secondo la Guardia di Finanza e la Procura di Padova, i progetti erano fittizi, esclusivamente per evadere il fisco, tanto per cambiare 45 milioni in totale. Così 250 aziende e circa 300 persone si ritrovano adesso indagate per truffa ai danni dello Stato, evasione fiscale e nel caso della Eldon Lab associazione per delinquere.
Il caso in Veneto, il riquadro che chiude la pagina del Gazzettino di stamane, prima case popolari, aumenti stellari, 1 su 5 a rischio sfratto, addirittura aumento dell'affitto per il 70% degli inquilini pigioni, triplicate addirittura del 20% e poi avvisi di sfratto per 6-8 mila delle 40.000 famiglie che vivono in un alloggio popolare. E questo lo scenario raccontato ieri dal centro-sinistra in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini a proposito della situazione abitativa nell'edilizia residenziale pubblica, emersa proprio in queste settimane. Non una bella notizia per chiudere la prima pagina del Gazzettino di stamane. E allora adesso siamo sulla prima pagina della Tribuna di Treviso. Vedete Conte, Savoini era a Mosca con Salvini e giù con questo argomento, Movimento 5 Stelle che diserta Laura e riaccende lo scontro sulla TAV, rabbia di Grillo, il PD presenta mozione di sfiducia. Il commento lasciato a Weber a pagina 6, governo, meglio continuare così. Questo per quanto riguarda i richiami poi alle pagine interne 4, 5 e 6. Morto per il torace schiacciato, la Tribuna di Treviso sceglie l'apertura sul delitto di Vittorio Veneto, colpo di scena dall'autopsia di Paolo Vai, esclusi il soffocamento e le bastonate letali. E allora si complica il caso del delitto di Serravalle, l'autopsia sul corpo di Paolo Vai doveva dare certezze, invece ingarbuglia quello che sembrava un caso chiaro. Non è messo in dubbio che si sia trattato di un delitto, secondo gli investigatori, soltanto che Vai non è morto né per soffocamento da cuscino né per il colpo alla tempia della vittima inferto con un bastone di legno solitamente usato per fermare le imposte. Il medico legale Alberto Furlanetto ha individuato alcune lesioni al torace compatibili con uno schiacciamento. Autopsia su una bidella, le locandine oggi sulle varie edicole sparse nella provincia di Treviso hanno questo articolo, hanno questa notizia: autopsia su una bidella, è incubo, mucca pazza, deceduta a 61 anni nella casa di riposo di Col San Martino. Allarme del MIUR, 1000 cattedre ancora vuote nelle scuole della Marca trevigiana e poi Montebelluna Feltre, la linea ferroviaria elettrificata, in arrivo sono i soldi dal CIPE. Allarme bomba in piazza Duomo, zaino che è stato fatto brillare, se ne parla a pagina 21 della Tribuna, e dall'altra parte autostrade, Alto Adriatico è la nuova concessionaria di Veneto e Friuli. Abbiamo individuato la nuova concessionaria Alto Adriatico per tutta la rete di Veneto e Friuli Venezia Giulia, lo ha annunciato Salvini. Dimenticavamo? No, impossibile dimenticarci l'impresa di Federica Pellegrini, viene ricordata anche dalla Tribuna di Treviso in prima pagina, divina ed infinita Pellegrini, quarto oro mondiale, divina, eterna, infinita, ma anche umana, perché la lacrima e il cambio di voce che accompagna la prima intervista dopo l'ennesimo straordinario trionfo regalano all'Italia incollata davanti alla TV il secondo brivido, la seconda emozione. Nel giro di pochi minuti Federica Pellegrini vince la sua quarta medaglia d'oro mondiale sulle 8 finali disputate e quando non ha vinto l'oro ci sono stati 3 argenti ed un bronzo. Chiudiamo con il giorno più afoso. Ogni giorno ci dicono insomma, che oggi è il giorno più afoso, ieri era quello più afoso, domani sarà quello più afoso, però insomma vabbè, caldo africano, 40 gradi a Treviso, malori e ricoveri. Una nuova fiammata di caldo africano sta colpendo in queste ore la Marca trevigiana con temperature che sfiorano i 40 gradi centigradi, una quindicina di pazienti anziani ricoverati al Cafoncello a seguito di sincopi, crisi respiratorie ed affaticamento cardiaco legati proprio alla canicola, ovvero al grande caldo. E allora sfogliamo la Tribuna per portarci sulle pagine che da vicino ci riguardano e riguardano Regione e soprattutto province in questo caso. Ecco la Marca trevigiana dalla Tribuna: caro affitto, ERP, residenti furiosi, non siamo ricchi e Zaia ci deve ascoltare. Rabbia ed ironia tra gli abitanti del Biscione a San Paolo. La mia colpa è stata non nascondere la liquidazione, qualcuno dice. A bilancio per mesi un via vai di soldi senza spiegazione nel maxi buco dei condomini. Paolo Carestiato ora gestisce uno dei palazzi della Nino Bixio, tanti bonifici alla moglie, movimenti di assegni
e contanti. L'agenzia resta tra l'altro senza luce e cede tutto, vedete in questo piccolo riquadro qui sempre sulla tribuna di oggi. I profughi lasciano Castellana e Stiore, Gasparetto chiude gli alloggi dell'accoglienza, poi abbiamo il ritorno sul caldo record, oggi massima allerta, 330 finiscono al pronto soccorso, ci sono stati 15 ricoveri, malori soprattutto tra la popolazione anziana. Nel fine settimana fortunatamente, almeno così pensiamo, le temperature potrebbero e dovrebbero essere in calo. Vi lascio scoprire, magari leggendolo sotto il sole o all'ombra e sullo sdraio, l'inserto weekend della tribuna. Andiamo e vado sempre per quanto riguarda Conegliano, Vittorio Veneto e Quartier del Piave, le nostre zone di competenza, a scoprire le pagine dei quotidiani. Siamo sempre sulla tribuna, il caso a Sernaglia, muore una bidella, incubo, mucca pazza, la 60enne Maria Grieco di Falzè di Piave è spirata lunedì, le è stato diagnosticato il morbo di Creutzfeldt-Jakob, che non è altro che appunto che la mucca pazza. Nella Marca così torna la paura e l'ULSS, vedete l'articolo lì, nella Marca torna la paura, vi dicevo, l'ULSS parla di carni in vendita che fortunatamente per noi sono sicure. Maria, una vita per la scuola, poi la malattia improvvisa, ci raccontano chi era appunto Maria Grieco di Falzè di Piave, che ha trovato la morte appunto in casa di cura. Monticella, la strage degli alberi, provocano troppe cadute, in via Parrilla sono state abbattute tutte le essenze, rovinavano il marciapiede, proteste di alcuni residenti, Claudio Toppan dice dispiace ma era l'unica soluzione. Il CIPE sblocca a 67 milioni e mezzo per fare il nuovo ospedale di Conegliano, c'è il finanziamento, e poi c'è questa mamma fitness che spopola sul web, 40.000 followers per Beatrice, una giovane rumena che ha deciso di filmare i suoi esercizi fisici in centro, lavora come trainer e come blogger, insegno a stare in forma. Per carità, io non dico nulla perché già mi danno vabbè, lasciamo perdere, quindi certo è che basta poco, no? Insomma, si inventa qualcosa e in questo momento si diventa popolari o lo diventano tutti. Fiori per abbellire la città e più soldi alle feste popolari, la prima variazione di bilancio del sindaco Miatto, siamo a Vittorio Veneto, punta sull'arredo urbano, 300.000 euro per completare la discarica di Forcal, assunzioni al nido comunale. La notizia riportata e scelta dalla tribuna di Treviso di quest'oggi, prima pagina anche nazionale, è quella sul caso dell'omicidio di Serravalle, no? Il delitto di Serravalle. Ci ritorna nella pagina interna, nella pagina vittoriese, torace schiacciato, vedete così è morto Vai. L'autopsia esclude che nell'omicidio siano stati determinanti il soffocamento con il cuscino o la bastonata alla tempia. Se non lo sapete, se non avete seguito questo caso, questi tre sono i personaggi che hanno avuto questo ruolo, appunto, purtroppo la vittima e poi le due donne che, almeno così sembra, abbiano ucciso l'uomo, il 61enne. Bene, questo per quanto riguardava la tribuna. Gazzettino adesso, Gazzettino Trevigiano, lo vediamo subito, prima pagina, eccolo. Anche il Gazzettino sceglie l'apertura delle locandine, e cioè donna muore, allarme mucca pazza, una 61enne del Coneglianese deceduta lunedì in una casa di riposo del distretto di Pieve di Soligo, ordinata l'autopsia. 3 i riquadri in prima che ci portano le pagine 26 per Paolini che riapre il comunale dello Stabile e porterà in scena l'Ulisse, e poi pagina 18, scusatemi, Colline dell'UNESCO, ristrutturazioni a Tarzo, prime richieste di agevolazioni, e a pagina 17 parla i casoini piegati dalle tasse così possiamo salvarci, proposta dell'ex sindaco di Codogné Roberto Bett, che dice creiamo infopoint per i turisti e l'Ascom promette non vi lasceremo soli, meno male.
Un trentenne torna da Bali, è stato ricoverato per la dengue. Un trentenne residente nella cintura urbana di Treviso, appena rientrato da Bali, è stato colpito dalla febbre dengue, la malattia tropicale di origine virale. Ieri il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS della Marca ha eseguito una disinfestazione d'urgenza tutta attorno alla sua abitazione. E poi chirurgia gastrica, il metodo De Luca ora è un modello di tutto in tutto il mondo. A Montebelluna invece niente medici esterni, così si lavora bene. A pagina 12. Calcio Treviso, l'ultimo presidente abbandonato da tutti. Primo Marani, Mestrino è stato l'ultimo presidente della CD Treviso, calcio in carica, ancora si dà spazio a questa situazione che sembrava essere risolta, insomma adesso invece Marani prova ad alzare un po' la voce, purtroppo sono stati cancellati 11 anni di storia. Beh, io dico che qualche colpa il presidente Marani ce l'ha, no? E la sua gestione. Casa pericolante, chiusa la Feltrina, intervento di emergenza ieri sera, 6 persone costrette a lasciare l'edificio, mentre a Treviso, in questo riquadro evidenziato, ci ricorda che è morto l'avvocato Ronfini, il tribunale in lutto, è morto a 85 anni l'avvocato Luigi Ronfini, uno dei migliori civilisti trevigiani degli ultimi decenni, conosciuto e apprezzato sia dai colleghi sia dai magistrati. Il funerale venerdì, domani a Preganziol. Treviso, vi dicevo e vi raccontavo prima, è stata isolata per un'oretta ieri perché una borsa sospetta, uno zaino, era stata isolata a Piazza Duomo, lo zaino è stato fatto esplodere, prelevato da un robot. Si parlava di bomba, fortunatamente non era così. Pace tra Fondazione e Ca' Foscari, Venezia si amplia, allora altri spazi in arrivo per i corsi di Ca' Foscari a Treviso. Fondazione Casamarca ha deciso di allargare la sua proposta e affiancare al Palazzo delle Dogane, dove attualmente ci sono i corsi di giurisprudenza destinati a scivolare in via Tolpada, nell'ex Palazzo Ance, anche altri 400 metri quadrati in piazzetta dell'Università, sopra il caffè letterario. Insomma, Ca' Foscari si espande, si amplia così. Chiude il riquadro con il fenomeno fusione credito trevigiano, Brendola Cenedese. Non ci sono alternative, l'ultima in ordine di tempo è quella tra il credito trevigiano di Vedelago e la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola nel Vicentino. Ne avevamo parlato già ieri e qualcuno accennava appunto anche a fusioni nella Marca trevigiana. Giro subito le pagine, sì, questo è un inserto, nulla da dire. Conegliano, eccola qua, e allora Conegliano, la pagina che apre con gli infopoint turistici nei Casoini, la proposta dell'ex sindaco Roberto Bette per salvare i piccoli alimentari schiacciati da tasse e concorrenza. Con il volano dell'UNESCO possiamo pensare a nuove strategie e alla formazione di giovani per trattare col turismo in crescita. Questo per quanto riguardava questo argomento. Parla anche Confcommercio che garantisce ai casoini: non vi abbandoneremo, e speriamo sia veramente così. La cantina di San Martino compie 50 anni con le bollicine. Siamo a Vazzola, da 3 generazioni, saldamente in mano alla famiglia Cescon. Incentivi UNESCO e restauri in comune, siamo a Tarso, ci sono già 7 domande. Stasera il Consiglio passerà la delibera per dare un contributo a chi ristruttura. La soddisfazione del sindaco, dice, ci sono richieste per rivitalizzare così i piccoli borghi. Oggetti smarriti al macero, anche bandiere venetiste, il magazzino dei vigili va svuotato di quanto non è stato reclamato. Ci sono anche delle bandiere venetiste, mamma mia, attenzione perché potrebbero arrabbiarsi più di qualcuno. Pieve di Soligo, fuori pericolo il cuoco del sushi bar, fuori pericolo il trentenne cinese, cuoco del nuovo ristorante Sushi Nagano di Pieve di Soligo. L'uomo era rimasto coinvolto, lo ricordate, nell'incidente di Ponte della Priula l'altro giorno, nel quale è morta una coppia di suoi connazionali. Il trentenne era stato ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello, ma fortunatamente per lui sembra fuori pericolo. Sospetta mucca pazza, muore questa 61enne, la donna era ricoverata in una casa di riposo del Pievigino. Anche il Gazzettino va ad ampliare questa notizia: la paziente soffriva di disturbi neurologici e 2 anni fa si era sottoposta agli esami clinici. Non esistono cure purtroppo.
Benazzi, il direttore generale dell'ULSS, dice: nessun allarmismo, speriamo sia un caso isolato. Il primario di malattie infettive aggiunge: bisogna capire se questa donna abbia vissuto anche in Inghilterra. Vittorio Veneto, eccola qua, la pagina vittoriese con pressione sul petto, poi la morte, il decesso di Paolo Vai causato da una lesione sul torace, sarebbe stato schiacciato dalla compagna e dall'amica. Le bastonate alla testa e al corpo non sono state fatali, almeno così si dice dopo l'autopsia. Ex Tonello, il pass per le auto è illegittimo, l'ex sindaco va all'attacco, la delibera della giunta Tonon deve tornare in consiglio comunale. E queste le principali notizie di oggi. Allora, rimaniamo nel Trevigiano, nella nostra provincia, anche per quanto riguarda lo sport, sia da Gazzettino che Tribuna. Cominciamo col Gazzettino che abbiamo già inquadrato, prove di Eurolega, il Fener al Palaverde ho sbagliato io la pronuncia perché Fener è una nostra località trevigiana, insomma, invece qui è il Fenerbahce per quanto riguarda la Turchia, e quindi il Fenerbahce al Palaverde nel precampionato De Longhi spunta un amichevole di grande valore, il 18 settembre, match da non perdere ad una settimana dal via del campionato. E vi ricordiamo anche un altro match che da vicino ci interessa, è quello del 4 settembre che la TVB giocherà a Pieve di Soligo contro i campioni d'Italia della Reyer Venezia. Ponzano riparte con 3 derby quasi di fila, siamo nella basket A2 femminile con il debutto in casa per le ragazze di Campagnolo che affronteranno nella prima giornata il 28 settembre il Basket Club Bolzano. Ruker, esordio titanico, c'è subito la favorita Vigevano, partite interne confermate al sabato al Palasport System di San Bendemiano. Prima gara 28 settembre in casa contro la nuova pallacanestro Vigevano. Summer Camp da sogno con i campioni, ne parliamo oggi con un'intervista a Ciccio Grespan, responsabile appunto del camp dei leoni britannici. Intanto assieme a quelli delle Benetton i 120 ragazzini provenienti da tutta Italia stanno vivendo una settimana indimenticabile alla Ghirada, sono a stretto contatto con gli uomini della Benetton e con la nazionale inglese, signori, che è una delle favorite alla vittoria dei mondiali. Panziera e la staffetta, c'è il record italiano, e poi giriamo, terza pagina, lasciato solo da tutti a parlare ancora l'ex presidente del calcio Treviso, Primo Marani, che non se l'è sentita di indebitarsi ancora, e meno male, mi rivolgo alla Procura federale, voglio far sapere tutto. Poi c'è l'Union Pro, sempre per il campionato di eccellenza, oggi nasce il suo consorzio, e per quanto riguarda volley e tiro a segno, Treviso, eccole qua le due ultimi titoli, Treviso alle finali nazionali per il tiro a segno e Cortesia ora è semifinale per quanto riguarda il volley. Tribuna con l'apertura, sapete che la Tribuna oltre alla cronaca provinciale tiene nella pagina sportiva anche le cronache nazionali ed internazionali. In effetti CR7 segna, Buffon para i rigori, Inter primo inchino alla Juventus. Lo strano derby d'Italia giocato in Cina finisce 1-1, poi ai rigori vince la Juve. Adriatica Ionica Race 2019, sul circuito di Mestre il tedesco Bauhaus batte tutti. E ancora giriamo, parla il presidente, se il Gazzettino ha dato spazio al presidente Marani del Calcio Treviso, ex Calcio Treviso, la Tribuna sceglie di dare spazio a Luigi Sandri, nuovo presidente del Calcio Treviso, del nuovo Calcio Treviso, del Treviso Academy. C'è tanta strada da fare per riportare il nostro Treviso dove merita, ovvero in alto. Lunedì alle 17 la prima squadra si radunerà tra l'altro a Nervesa della Battaglia. Questo per quanto riguarda il calcio. Poi basket TVB, Fotu studia Giannis e Correr, TVB dice sarò pronto. Sanve esordio duro al Pala Sport System contro Vigevano, e dall'altra parte il Ponzano riparte dal Pala Cicogna per andare alla ricerca della salvezza, magari un pochino prima rispetto allo scorso anno. Chiudo con la Gazzetta.
Eccola qui, e allora lo spazio è tutto per lei, per la divina Pellegrini, mondiale di nuoto, a quasi 31 anni Federica conquista il quarto oro iridato nei 200 stile libero. Il segreto? Beh, l'amore, ma l'amore per il lavoro, ha detto, a me piace lavorare tanto, una fede infinita, scrive Andrea Monti nel suo editoriale sulla Gazzetta di oggi, e il titolo è quello giusto, divina. Poi sotto vai Gregorio, perché c'è anche Paltrinieri che domina gli 800 dal mare alla vasca, è sempre show, vinco tutto, aveva detto, insomma sta arrangiandosi. Juve di rigore, ma l'Inter c'è, eccola qui, con Buffon che scherza con CR7, derby d'Italia estivo a Nanchino e calcio vero, perché se le sono anche date di santa ragione in qualche scontro. Per quanto riguarda il Milan Maldini, storia infinita, Daniel debutta e fa sognare, ha giocato molto bene contro il Bayern di Monaco, nonostante il Milan abbia perso per 1-0, ma facendo una buona impressione. Milinkovic vale 80 milioni, c'è l'accordo tra la Lazio e lo United, questa sera tocca al Torino perché riecco l'Europa, carica Mazzarri, vietato sbagliare, col Debrecen si gioca ad Alessandria, inizio fissato alle ore 20, non mancate se volete vedere un po' di sano calcio che incomincia a contare qualcosa adesso, non più calcio d'agosto. Vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento domani, sarà l'ultima edizione, quella del venerdì. Buona giornata.